Ciao, tifosi del Napoli! La nostra squadra continua a lavorare duramente per migliorare e portare a casa sempre più risultati importanti. Sappiamo quanto sia cruciale costruire una rosa competitiva per rimanere ai vertici, e proprio per questo vi portiamo una notizia fresca e interessante direttamente dal mercato. Prima di andare avanti, però, vi chiedo di lasciare un bel like a questo video e di iscrivervi al canale per restare sempre aggiornati sulle novità del nostro Napoli. Secondo il noto giornalista Alfredo Pedullà, c'è stato un episodio curioso che ha coinvolto Antonio Conte dopo la sconfitta del Verona contro il Napoli. Nonostante la delusione per la partita, Conte è rimasto letteralmente stregato da Jackson Chatkua, un giovane talento che ha attirato la sua attenzione per le sue qualità esplosive in campo. Tanto che, dopo il match, avrebbe chiesto alla dirigenza del Napoli di muoversi subito per assicurarsi il giocatore. La risposta del Napoli non si è fatta attendere, la società ha fatto una prima mossa, chiedendo informazioni sul costo del cartellino, che si aggira intorno ai 15 milioni di euro. Tuttavia, con il caso Osimhen e altre trattative complicate come quelle per Lukaku, Gilmour e Mcitominay, si è deciso di lasciare Chatkua in stand-by, almeno fino alla finestra di mercato di gennaio. Conte ha espresso chiaramente il suo interesse perché vede in lui un potenziale incredibile, anche se dal punto di vista tattico deve ancora migliorare. Ora, vogliamo sapere la vostra opinione. Pensate che Chatkua possa essere un rinforzo importante per il Napoli? Vale la pena aspettare gennaio per provare a chiudere l'affare? Lasciateci un commento qui sotto e fateci sapere cosa ne pensate. E, naturalmente, non dimenticate di mettere un like e iscrivervi al canale per non perdervi le prossime notizie sul nostro Napoli. Forza Napoli, sempre!